Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo questa edizione con un'ampia pagina di cronaca. 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo tra Sicilia e Lombardia ordinanze di misura cautelare nei confronti di 24 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di armi. Coinvolti esponenti del clan Cintorino e Brunetto. Operazione antidroga tra Palermo e Africo Nuovo in provincia di Reggio Calabria. Intervengono i carabinieri del reparto operativo di Palermo. I militari hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, 10 in carcere e 5 ai domiciliari. Sono anche contestati vari episodi di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'indagine ricostruisce l'attività di spaccio nei mandamenti mafiosi palermitani di Portanuova, Brancaccio, Tommaso Natale e San Lorenzo. Nelle prime ore del mattino i militari della compagnia di Caltagirone, supportati da personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone nei confronti di 6 persone gravemente indiziate a vario titolo per reati di furto di autovetture e ricettazione e anche 3 per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. E adesso la politica, la tensione era alta ormai da giorni e dopo le dichiarazioni pesanti di Miccichè lo scorso 10 novembre durante la prima seduta all'Ars c'era da aspettarselo. Si spacca Forza Italia in Sicilia a sancire la rottura e la costituzione all'Assemblea regionale di 2 gruppi parlamentari distinti, uno con 5 deputati guidato da Miccichè che mantiene la carica di commissario del partito nell'isola, l'altro con 8 parlamentari è iscritto al governatore Schifani ed è presieduto da Stefano Pellegrino. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.